Donare non è mai abbastanza e Sicilia Magazine oggi lo fa insieme agli amici di Associazione Don Bosco 2000, insieme al presidente Agostino Osella, che racconta qual è la visione e la missione della loro associazione, seguendo l'insegnamento di Don Bosco, ma soprattutto parlando dei loro progetti in Sicilia e in Africa, perché donare non è mai abbastanza. Noi siamo dei salesiani cooperatori, cioè siamo delle persone che hanno deciso di seguire Don Bosco, ma non siamo né preti né suore, ma siamo laici, viviamo nel mondo e attraverso la nostra missione cerchiamo di servire i giovani. In particolare noi di Don Bosco 2000 serviamo soprattutto i giovani migranti che arrivano in Sicilia. Abbiamo tanti centri di accoglienza in Sicilia, ma poi li riaccompagniamo, chi vuole, in Africa e insieme a loro facciamo percorsi di sviluppo nei loro paesi. Crediamo che un altro mondo sia possibile. La narrazione di oggi ci dice che anche attraverso le guerre che ci sono, che i popoli non possono stare insieme, chi viene da luoghi diversi del pianeta non può stare insieme. Noi invece crediamo fortemente proprio oggi che tutto questo è possibile. Nei nostri centri di accoglienza vivono insieme cristiani, musulmani, induisti e tutto questo è possibile. Vivono insieme ai bambini che fanno il GREST, no? Quindi in Italia in estate magari quando si fa i GREST i bambini vengono nei nostri centri di accoglienza e facciamo i GREST insieme ai migranti. Alla colonia Don Bosco abbiamo accolto prima i migranti, adesso i migranti che abbiamo accolto gestiscono un albergo che abbiamo, gestiscono la colonia e ci sono persone che arrivano dall'Ucraina, dal Mali, dal Gambia, italiani, tutti insieme a vivere per gestire insieme una realtà di impresa sociale. Occorre conoscere l'altro, occorre capire il posto da cui arriva, la sua cultura ed è bellissimo stare tutti insieme sotto un unico cielo, pensandola anche in maniera diversa, ma alla fine siamo figli di un unico Dio. In Africa ancora ci sono zone, noi siamo in Senegal, in Gambia e in Mali, e sono tutte zone dove si vive con meno di $2 al giorno, dove ci sono ancora tanti bambini di strada che gironzolano, che la notte dormono all'addiaccio e poi la mattina vanno a mendicare, che magari con una magliettina ci fanno 3-4 mesi. Che camminano ancora scalzi, che non hanno neanche un'alimentazione che in qualche maniera gli permetta di crescere bene. Per cui quello che facciamo in Africa da questo punto di vista è legato soprattutto all'aiuto dei bambini poveri, a cui diamo ogni mattina la colazione nelle nostre sedi, i cosiddetti talibè, che sono questi bambini mendicanti che mendicano per la strada, e poi sotto l'aspetto sanitario abbiamo costruito un dispensario, in questo momento lo stiamo allargando nel cuore della savana in Senegal, nella regione di Tambacounda. Ci sono una cinquantina di villaggi e le donne di quei villaggi non riescono ad andare nell'ospedale più vicino perché ci sono 30-40 km e là non ci sono i pullman, non ci sono le navette, non ci sono le macchine, bisogna andarci a piedi. Quindi il tempo che vanno a piedi e tornano c'è gente che non riesce neanche, diciamo, a sopravvivere, dipende dalle malattie che ha. Quindi abbiamo costruito questo dispensario al centro di questi 50 villaggi, adesso lo stiamo allargando perché abbiamo bisogno che le donne che arrivano possano anche dormire nel dispensario. Don Bosco diceva l'educazione è cosa di cuore e oggi per salvare i popoli più poveri, i continenti più poveri, le realtà del mondo più povere non sono importanti i soldi. I soldi possono servire per costruire qualcosa, però la cosa più importante è educare i ragazzi, soprattutto i ragazzi africani, ad andare a scuola, fornire loro la dotazione per poter imparare e per poter crescere, cercando di imparare a leggere, a scrivere, avendo le basi su quello che riguarda proprio tutte le fasi della vita. In Africa ci sono tanti bambini analfabeti perché non hanno la possibilità di andare a scuola. Dai villaggi per andare nella scuola più vicino occorre fare 5-10 km sotto il sole cocente e questi bambini non vanno a scuola, anche perché poi magari i genitori hanno bisogno di tenerli nel villaggio per coltivare la terra. Quindi occorre educare, la cosa più importante è educare l'Africa, mandare i bambini a scuola, come diceva Don Bosco, l'educazione è la cosa più importante dei soldi in questo momento.